Se non è una città pattumiera, poco ci manca. Le immagini si commentano da sole. Porto Empedocle, a causa della mancata raccolta dei rifiuti, si ritrova da alcuni giorni sepolta dai sacchetti della spazzatura che in alcuni punti invadono pure la sede stradale con pericoli per la circolazione. Succede in modo particolare nei pressi di un mercatino di prodotti ortofrutticoli a Piano Lanterna. I netturbini empedoclini sono entrati in sciopero dopo aver pazientato per mesi. I lavoratori in pratica non ricevono lo stipendio dallo scorso mese di marzo e neppure l'incontro 2 settimane fa al comune con la sindaca Ida Carmina ha avuto effetti positivi. Dal canto suo il primo cittadino non può fare altro che allargare le braccia, dal momento che non ci sono in cassa le somme necessarie per pagare gli emolumenti ai netturbini. I lavoratori, dopo aver atteso invano una soluzione, hanno attuato lo sciopero che avevano annunciato nei giorni scorsi. Considerato che il diritto alla retribuzione è un diritto sacrosanto, soprattutto per chi ha famiglia, lo sciopero in questo momento rimane l'unica arma con la quale far valere le proprie ragioni, e di ragioni, dopo ben 7 mesi di attesa, i lavoratori empedoclini ne hanno sicuramente tantissime. Se a pagare dal punto di vista igienico-sanitario sono i cittadini di Porto Empedocle, la colpa non è certo da addebitare ai netturbini.